come dovrei cominciarlo il video? Perché io veramente non ne ho idea. Penso che questa sia una di quelle poche sconfitte che anche giorni dopo, nonostante io sia una persona abbastanza razionale, faccio veramente fatica a metabolizzare. È una sconfitta a cui io non riesco a trovare una giustificante. Non ce la faccio. Non ce la faccio ad additare la colpa a Liverani. Mm, Sicuramente con tutti i crismi del caso, con tutto quello che è successo, stiamo parlando di una persona che ha subito un lutto parecchio importante e quindi mantenere la lucidità mentale è difficile, ma di certo non abbiamo perso per colpa sua. E a chi grida Liverani out, a chi vuole Ranieri come avvicendatore del periodo Liverani, io dico che purtroppo secondo me non ha capito nulla. Perché sono 8 anni che cambiano gli allenatori a Cagliari, ma sono 8 anni che il Cagliari non cambia. Il problema quindi non è l'allenatore. Perché si cambia l'allenatore? Non so se l'avevo già detto in un video precedente, però lo ridico qui. Si cambia l'allenatore perché 25 giocatori non li puoi cambiare. O meglio, puoi farlo, ma ci vuole molto più tempo. Ed ecco perché si cambia l'allenatore. Ma voi seriamente pensate che il problema è dell'allenatore? Che il problema sia l'allenatore? Beato chi crede che sia così, come beato chi ha la fede. Io per esempio non credo in Dio e non credo che sia la colpa di Liverani. Ovviamente con questo non voglio dire che non ha la sua parte di responsabilità. Lungi da me, lutto o meno, con rispetto per la persona, è ovvio che chiunque in questo momento a Cagliari ha la sua dose di responsabilità. Tutti, nessuno escluso. Però dire che è soltanto colpa di Liverani, secondo me, è alquanto ingiusto. Io continuo a chiedermi come sia possibile che giochi Zappa. Cioè, Zappa con noi giocava pure in Serie A e faceva schifo lì. In Serie B mo fa ancora più schifo di quanto faceva in Serie A. Cioè, che è una cosa allucinante. Allucinante. Sarà che gioca fuori ruolo, non lo metto in dubbio perché magari è più esterno di un centrocampo a 5 che un terzino da difesa a 4, non lo metto in dubbio, ma quando gli si chiedeva la doppia fase in un centrocampo a 5 anche lì non è che brillava. Bah, io sono allibito perché anni fa, l'anno scorso quando parlai male di Radunovic dopo quel Cagliari Milan, anche quello tra l'altro finito 1-4, mi beccai non si sa quanti, no, vabbè, insulti no, però tutti a dire, ma che dici, Radunovic è buono, giocavamo contro il Milan, eccetera, eccetera. Io rimasi comunque perplesso, però diedi il beneficio del dubbio a Radunovic e anche all'inizio di questa stagione io avevo dentro di me un fuoco che mi diceva vabbè Miro, tu comunque credici in Radunovic perché non ha fatto male, ma questo sta a fare più danni da grandine. Non è buono a sta in porta, non infonde sicurezza, non ha carattere. Abbiamo 11 uomini in campo, anzi due ne salvo, che si cagano sotto. Abbiamo 9 uomini in campo che si cagano sotto. E quei due che salvo sono Rogge e Nandez, ma non è che li salvo perché loro siano meglio degli altri, ma perché loro si vede che hanno del carattere. Ma non possono essere due persone a trascinarne 9. Il calcio è uno sport di squadra. Bisogna essere squadra e bisogna saper fare squadra. Perché se no tu non vai avanti. Non vai avanti. Ma anche lì le colpe non sono tutte della squadra. E non sono solo della squadra. Io
non voglio arrivare a dire che rischiamo la retrocessione. Non voglio arrivare a dire questo, ok? Perché secondo me il Cagliari è una squadra che può ambire tranquillamente ai playoff. L'ho sempre detto, l'obiettivo del Cagliari secondo me sono i playoff. Quello che arriva in più è in più, ok? Non è il reale obiettivo del Cagliari. Perché l'obiettivo del Cagliari sono i playoff. Ma c'è tutto da cambiare. Il Cagliari è da buttare nell'umido e da rifare da capo, dalle fondamenta. Com'è che si dice? Il pesce puzza sempre dalla testa. E guardate caso, negli ultimi anni del Cagliari, caso strano, dal 2014 ad oggi c'è solo una persona che non è mai cambiata. Una. Ed è per quello che io non riesco a tollerare quando si dà la colpa all'allenatore. Sicuramente avrà la sua parte di colpe, sicuramente. Nessuno lo mette in dubbio. Ma è tutta colpa sua, è sempre colpa del mister. Non c'è qualcun altro che sbaglia. Io sulla partita ho veramente poco da dire perché il Cagliari già nel primo tempo non aveva fatto vedere niente. Siamo riusciti a trovare il vantaggio secondo me con un gol molto fortunato da parte di Mancosu, dove, scusate, dove sicuramente Marcolino avrà fatto un bel tiro, ma c'è stata anche una parte di colpe secondo me del portiere del Venezia. Poi per il resto annichiliti. Zero. Venezia che già al primo tempo rischiava di stare in vantaggio di più gol. E non me ne vogliano i tifosi del Venezia, ma è una squadra che secondo me lotta per rimanerci in Serie B o per una posizione di media classifica. Noi ci siamo fatti battere in casa 4-1 dal Venezia. Dopo la presa per il culo dell'anno scorso, in casa, pareggiato 1-1, e all'ultima giornata dove siamo retrocessi. Ci siamo fatti prendere un'altra volta per il culo dal Venezia. Avevamo due partite in casa. Che dovrebbe essere il nostro fortino. Non siamo riusciti a guadagnare anche un punto. Passi il Bari, ok? Posso lasciar passare il Bari perché stiamo parlando obiettivamente della squadra più in forma del campionato, che ne ha rifilati 6 alla prima in classifica. Ex aequo con la Regina, però il Brescia era prima in classifica. Ne ha rifilati 6 il Bari, che viaggia sull'onda dell'entusiasmo. E io al Bari non invidio la posizione in classifica, invidio l'atmosfera. Quello che la famiglia De Laurentiis è riuscita a creare a Bari è un qualcosa di allucinante, fantastico, è veramente bellissimo. Io invidio questa atmosfera a Cagliari, perché manca da morire. E mo manco mi ricordo quello che stavo a dire all'inizio. Vedi a deviare che succede. Ah sì, che della partita non posso dire granché, perché il Cagliari non ha fatto nulla. A parte il gol e a parte gli errori di Zappa, io penso che il Cagliari non abbia fatto assolutamente nulla. E chi contiamo la prossima partita? Il Genoa. Sapete qual è la cosa bella? È che probabilmente noi con il Genoa vinceremo pure. Cioè, prendetemi per pazzo, però io ho l'idea che contro il Genoa rischiamo pure di vincere. E il problema è che vincendo magicamente ci scorderemo di quello che è successo, perché abbiamo vinto contro il Genoa. Non è così che funziona. Ah, stavo parlando delle partite in casa, che abbiamo fatto 0 punti. E noi dopo avremo il Genoa in trasferta e poi il Brescia in casa. Il Brescia. Cioè, squadre che ci distano già 3-4 punti. Ed è un margine che, per carità, stiamo ancora all'8ª giornata, nona, quello che è, quindi non è un margine invalicabile, ma è un margine che non ci dovrebbe essere.
Non lo so, che vogliamo fa? Se gentilmente ce lo fanno sapere, più che altro, giusto per capire che morte tocca morire, non per altro. Detto questo ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.